ministro dei Trasporti Paola De Micheli ha detto dal 3 giugno riapriranno tutti gli aeroporti e dal 2 giugno Alitalia ripristina i collegamenti non stop tra Roma e New York, i voli con la Spagna, Roma-Madrid e Roma-Barcellona e quelli tra Milano e Sud Italia. La compagnia precisa che si effettueranno il 36% di voli in più rispetto a maggio, rendendo operative 30 rotte da 25 aeroporti, tra i quali 15 in Italia e 10 all'estero. Si è conclusa positivamente la prima fase di sperimentazione su 510 volontari del candidato vaccino anti-Covid messo a punto dallo Jenner Institute della Oxford University con la partnership dell'azienda italiana Advent di Pomezia. I volontari stanno bene e partirà a giorni la fase successiva, l'ultima su 3.000 volontari che finirà a settembre. A dicembre potrebbero essere disponibili le prime dosi. Boss e gregari dell''ndrangheta con reddito di cittadinanza. È stata denominata Mala Civitas l'operazione della Guardia di Finanza che ha individuato 101 ndranghetisti organici alle maggiori cosche della provincia con ruoli gerarchici diversificati al loro interno che avrebbero indebitamente richiesto e ottenuto l'assegno dall'INPS. La Guardia di Finanza ha svolto degli accertamenti sulle domande e tutti i pregiudicati sono stati denunciati e segnalati all'INPS per l'avvio del procedimento di revoca dei benefici ottenuti, con il conseguente recupero delle somme già elargite che ammontano a circa 516.000 euro. Non solo la salute fisica, ma anche quella mentale è a rischio a causa del coronavirus. Lo ha detto Deborah Kestel, direttrice del Dipartimento Salute Mentale dell'OMS. L'isolamento, la paura, l'incertezza, le turbolenze economiche, tutti questi elementi causano o potrebbero causare sofferenze psicologiche. Kestel ritiene probabile un aumento delle malattie mentali, questione che i governi dovrebbero mettere in primo piano.